Cari amici di Radio Chef, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento che ci porta a scoprire gusti e sapori della nostra regione in collaborazione con Promo Turismo FVG. E oggi parliamo dell'ortaggio invernale per eccellenza, gustoso, versatile, ma anche molto sano, ovvero la verza, che sarà protagonista proprio di un appuntamento a Feletto Umberto dedicato tutto a questo ortaggio, ma che avrà anche la funzione di approfondire quello che è l'argomento degli ortaggi invernali. La festa della Verza infatti prenderà vita proprio questo fine settimana in concomitanza con la festa del parroco Sant'Antonio, del patrono, scusate, Sant'Antonio Abate. Tema sarà il clima rigido di queste ultime settimane che ci fa pensare agli inverni del secolo scorso, ma quindi soprattutto cambiamento climatico e come questo influisce sulle coltivazioni. Ma noi abbiamo a parlarci della festa, di questo convegno, di tutti gli appuntamenti correlati, Beppi Pucciarelli che è in collegamento con noi, benvenuto! Grazie di avermi chiamato. Eccoci qua, pronti a raccontare storie diverse. Esatto, e tra l'altro la Verza è un ortaggio, come dicevo, molto gustoso che voi celebrate in questo periodo dell'anno con approfondimenti e appuntamenti gastronomici. Ci vuole raccontare in che cosa consisterà la festa della Verza 2026? La festa della Verza di Feletto è nata con il nuovo millennio. Compie 25 anni, la prima festa era in gennaio del 2001, primo anno del secolo e del millennio, ed è stata un'intuizione di Giannino Angeli, sindaco emerito di Tavagnacco e studioso di tradizioni popolari. Tutto nasce da una piccola guerra di campanile nata nell'Ottocento tra Feletto Umberto, oggi frazione del comune di Tavagnacco, e Paderno, località vicina, frazione del comune di Udine. Ai tempi Feletto era era una cappellania della parrocchia di Paderno, ma i felettani non gradivano questa, tra virgolette, sottomissione, per cui c'era qualche scaramuccia. Si racconta che a Feletto coltivavano verze e venivano chiamati verzars, a Paderno la zucca e venivano chiamati cociars. E ogni tanto si scambiavano qualche dispetto e si dice anche lancio di verze e di zucche. Tutto si è risolto quando nell'Ottocento la Feletto è diventata una parrocchia autonoma. Però è rimasta questa, possiamo chiamare, goliardica competizione fra queste due località. Bene, nel 2021 abbiamo iniziato, nel 2001 abbiamo iniziato, quest'anno è la 23esima edizione, 2 le abbiamo perse ovviamente a causa del Covid. La festa prevede un momento laico, uno religioso, uno gastronomico. Momento laico, sabato mattina ci sarà un convegno tradizionale dove abbiamo parlato lungo questi anni di verza in cucina, verza nell'orto, verza e tutti i suoi fratelli, la grande famiglia delle crucifere, che hanno in comune il fatto di essere antiossidanti e di avere proprietà benefiche per l'organismo. La parte laica, dicevo, convegno, dove quest'anno parleremo di verza, dei suoi fratelli, cavoli, cavolini, cime di rape, eccetera, ma anche in genere di ortaggi invernali e dell'influsso del cambiamento climatico. Il convegno lo faremo al Teatro Maurensis. Per chi non l'ha ancora visto, è nuovo, inaugurato 2 anni fa, molto bello, è l'occasione per vedere anche il teatro di Feletto. Relatori saranno un accademico della cucina di Udine, Massimo Percotto, che parlerà di verze e ortaggi invernali fra tradizione, gastronomia e cambiamenti climatici, e 2 ricercatori, un agronomo, Costantino Cattivello, già uno degli esponenti degli agronomi dell'ERS, Agenzia regionale per l'agricoltura, e una ricercatrice dell'Università Luisa Dalla Costa, che parleranno degli ortaggi invernali in un clima che cambia. Poi avremo anche una parte
chiamiamola culturale, di uno scrittore e regista friulano, Dino Persello, che parlerà di storie diverse. Nell'ambito della festa verrà anche consegnato dal sindaco il riconoscimento di cittadino benemerito a Giannino Angeli, non in quanto creatore del Festa della Verza, ma per tutta la sua carriera dedicata alla ricerca della storia e delle tradizioni del Friuli e di Tavagnacco in particolare. Parte religiosa, domenica mattina, messa in onore del patrono Sant'Antonio Abate, in friulano Sant'Antonio dal Purcit, e viene facile dire che tra il Purcit e la Verza e la Verza c'è amore da sempre. E dopo la messa solenne in friulano ci sarà la tradizionale distribuzione sul sagrato del pane benedetto, e in quell'occasione il sindaco e il parroco faranno insieme gli auguri alla cittadinanza. Un momento sempre molto sentito, così come molto sentita dopo questa parte religiosa la distribuzione di assaggi di verza e salsiccia, e la distribuzione, per chi vuole, di verze crude, e il tutto a fronte di offerte libere che vanno per tradizione alla LILT, Lega Italiana Lotta Tumori. E parte gastronomica, dicevo prima, parte laica, parte religiosa, parte gastronomica, la verzenosteria, vista la stagione in cui si svolge questa festa, proporre tendoni o degustazioni all'aperto non è che sia il massimo. Da qualche anno abbiamo iniziato, con la collaborazione degli esercenti, a fare la verza in osteria. 6 locali di Tavagnacco comune, quindi di Feletto ma non solo, proporranno venerdì, sabato e domenica assaggi di verza e di altri ortaggi di questa famiglia, o menù completi o piatti. Tutto il programma della verza in osteria, 6 locali, lo si può trovare sui social, in particolare sul sito del comune di Tavagnacco e della Proloco CIL di Feletto. benissimo, un appuntamento ricco direi. Però Beppi, volevamo chiederle anche qual è il suo piatto di verza preferito o se ha una ricetta da consigliare ai nostri ascoltatori. Allora, non riesco a ricordare il nome, ma credo che il piatto più rappresentativo, anche perché è un piatto diffuso un po' in tutta la Mitteleuropa, sono gli involtini di verza ripieni di carne di maiale e salsiccia. Sono quegli involtini tradizionali che nei paesi balcanici fanno anche con le foglie di vite, ma fatti con la verza è tutta un'altra cosa. Da provare, allora, un'ottima idea. Ecco, comunque abbiamo anche un libricino che si chiama Verzino, che viene fatto ogni anno, e nel Verzino, oltre agli interventi dei relatori dell'anno in corso o dell'anno precedente, ci sono anche sempre alcune ricette. E volendo saperne di più, abbiamo un libro che è ancora disponibile, un volume che abbiamo realizzato nel 2016, 10 anni fa, raccogliendo tutte le ricette e tutti gli interventi dei primi 15 anni di Festa della Verza. Ecco, per chi vuole, è un'enciclopedia in buona sostanza della Verza, che si può trovare sabato durante il convegno, si può anche qui recuperare. Il ricavato anche della distribuzione del libro va anche questo alla LILT. Benissimo, allora Beppi, grazie. È stato un appuntamento veramente interessante e affascinante dedicato a questo ortaggio invernale. Dove possono trovare i nostri ascoltatori anche tutte le informazioni per poter partecipare alla festa? Oltre che sul nostro sito dove pubblicheremo tutto e su quello di Promoturismo FVG. Ho già visto anch'io sul sito del Promoturismo, che ringraziamo, c'è il volantino, e si può trovare anche sul sito della Proloco CIL Feletto Umberto, anche su Facebook, e sulla pagina Facebook del comune di Tavagnacco c'è il volantino con tutte le info.
Benissimo, grazie allora Beppi, buona festa a tutti voi. Buona verza a tutti. Eh sì, noi invece Radio Chef ci ritroviamo domani, vi aspettiamo sempre alle 12:30. Ciao a tutti.